milanese, però un pezzo del mio cuore lo è, visto che già nel 2018 ho avuto il piacere di cominciare qui un progetto molto importante di cui parleremo meglio più tardi. E, perché questa serata? Perché Cervignano, come potete leggere, Cervignano del Friuli, stasera diventa una sentemente comunità amica delle persone con demenza. Ed è davvero un passo importante che l'amministrazione ha scelto di fare perché, come vedremo fra un attimo, le persone che ricevono un tipo di diagnosi neurodegenerativa come quella che può essere l'Alzheimer o la demenza sono in aumento e le famiglie sempre di più vivono situazioni di profonda sofferenza e solitudine e molto spesso anche di vergogna di avere un proprio caro con questo tipo di diagnosi. Ci saranno più interventi per spiegare al meglio cosa accadrà qui a Cervignano, però prima di tutto do il benvenuto all'assessore Loris Petenel e gli cedo la parola per avere, diciamo, anche eh, per portare i suoi saluti. Per fare gli onori di casa. Grazie Elisa. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui stasera. Riprendiamo un percorso che abbiamo iniziato nel 2018. Parliamo di demenze, parliamo di Alzheimer. Molto spesso si fa fatica a parlare di questi argomenti perché sono argomenti delicati che toccano da vicino le persone, ma soprattutto le famiglie che hanno al loro interno persone affette da questa patologia. Sappiamo che parlare di questi argomenti è difficile, molto spesso si tende a chiudersi a riccio e noi con questo progetto e con quello che l'amministrazione vuole mettere in campo invece vogliamo fare diversamente, vogliamo che si parli di demenze e si parli di Alzheimer, perché parlandone abbiamo la possibilità di fare passi avanti. Sappiamo che è una patologia che ad oggi non ha cura, perché ahimè la medicina non è ancora riuscita a trovare dei farmaci in grado di interrompere questa malattia, di poter migliorare e guarire, e per questo dobbiamo lavorare di più come comunità, come sociale, perché sappiamo che dobbiamo aiutare quella persona che è malata, ma soprattutto dobbiamo stare vicino a quelle famiglie, a quei caregivers che sono importantissimi nell'aiutare queste persone malate ad affrontare la quotidianità, perché ogni giorno sono in prima linea, perché i familiari sono vicino a delle situazioni complesse e noi dobbiamo trovare gli strumenti per far sì che comprendano che non sono soli. La comunità è importante, la comunità può essere un aiuto e noi attraverso questo progetto che abbiamo iniziato l'anno scorso vogliamo dare ancora delle possibilità, poter dare attraverso le felicitatrici che saranno impegnate. Qui abbiamo Elisa che è stata straordinaria nel 2018 e lo sarà sicuramente anche nel 2019, sarà vicina a queste persone che vorranno aderire a questo progetto che voglio ricordare è in forma gratuita, perché grazie all'impegno della Casa di Riposo, del Servizio Sociale del Comune di Cervignano e della farmacia comunale siamo in grado di mettere in campo per i nostri concittadini e non solo, insomma, se ci saranno delle disponibilità potranno aderire anche persone non di Cervignano. Vogliamo quindi dare delle possibilità per migliorare, per aiutare a stare un po' meglio queste persone che hanno sulle loro spalle tutte le fatiche. Quindi io ringrazio Elisa, ringrazio Letizia Spanoli per essere qui, che poi ovviamente avrà il piacere di spiegarci come si svolge il progetto. Quindi grazie e vi torno al microfono per continuare. Perfetto, grazie mille, grazie davvero. Come avete sentito, diciamo una parte di questo progetto sarà proprio il Sentemente Laboratorio, al quale potranno partecipare familiari che hanno un loro caro con demenza e Alzheimer gratuitamente. Andando avanti poi vi spiegherò proprio le modalità anche per poter accedere, per potervi iscrivere e poi venire. Però stasera ho
piacere è riuscito a venire anche il sindaco di Cervignano del Friuli, il dottor Gianluigi Savino, perché ovviamente anche lui ha contribuito a rendere questo progetto possibile, per cui adesso le cederei il microfono per avere anche la sua parola. Buonasera a tutti. Vorrei condividere con tutti voi un momento della mia vita tra i più dolorosi, ed è stato combaciato con gli ultimi mesi di vita di mio padre. Quando un giorno, andandolo a trovare, scoprì che non mi riconosceva più, e poi con l'andare del tempo la situazione è peggiorata, perché quando poi mi riconosceva mi accusava, ricordo, delle peggiori nefandezze. Poi ho capito che era un comportamento tipico della demenza, però il dolore era straordinariamente forte e mi consumava. Ancora oggi pensandoci, ancora oggi guardandomi allo specchio e riconoscendo dei particolari somatici che ci avvicinano, mi torna in mente quel periodo e mi torna in mente il senso di impotenza che c'era. E allora io, non sapendo cosa fare, ho trovato un modo per soffrire di meno, e ho immaginato che, proprio visivamente, che il suo cuore e la sua mente fossero imprigionati in una gabbia. E questo marchingegno che mi sono costruito mi permetteva poi di vedere l'involucro in cui erano contenuti questi, il cuore e l'anima, come un qualcosa che poi non aveva più senso, e ho capito che poi dovevo ricordare mio padre come era prima. Questo naturalmente è stato un qualcosa che ha alleviato il mio dolore, ma il suo non c'è stato, perché, come diceva l'assessore, non ci sono cure, quindi non c'è stato nulla da fare, quello dei miei familiari. E allora, quando è emersa questa, poi viviamo ogni giorno situazioni, le vediamo, di Alzheimer, di demenza. E allora, quando l'assessore ha proposto di fare qualcosa, noi abbiamo detto di sì, perché io credo che il pubblico debba dire di sì e debba necessariamente occuparsi di queste cose, e lo debba fare con forza, non lesinando risorse, perché ne va soprattutto della dignità di un uomo. Mio padre, io lo ricordo in quegli ultimi mesi senza dignità, era l'involucro, perché il cuore e la mente erano quelli di prima. E tante persone che io ho visto in quelle condizioni le ho riviste così. E allora ben venga questo intervento, questa vostra funzione di felicitatore, che è bellissima, no? Perché ci dà il senso di un percorso che ci può e ci deve essere. Vi assicuro quindi che, come ha detto bene l'assessore, che io ringrazio per il suo impegno in questo modo, vi assicuro che da parte delle istituzioni, da parte del Comune di Cervignano, ma vedo là anche un collega sindaco, e sono sicuro che questa cosa, che questo percorso, questa idea, poi vedo anche un'altra, l'amministratrice, scusami, l'assessore di Aiello, è bello perché loro partecipino, perché volevo citare i sindaci dell'ambito socioassistenziale e a citare la loro sensibilità e alla possibilità di esportare quindi già da adesso, già da subito, questo importante progetto negli altri comuni. La sensibilità che io ho la condivido con loro, quindi grazie a voi. Grazie infinite, davvero.
Siccome l'assessore Petenel mi ha detto che poi lei aveva altri impegni, allora, esatto, allora chiamo qua la dottoressa Letizia Spanoli, ovviamente. Eccoci, allora io faccio la consegna alla dottoressa Spanoli, perché poi questa targa non sarà solamente un pezzo di carta che verrà appeso nel comune, ma vorrà diventare l'inizio, diciamo, di una semina importante su tutto il territorio. Grazie a lei. Perché alle volte, appunto, io mi sono accorta da quando sono diventata una felicitatrice nel 2014, proprio quando il progetto è partito, nello stesso anno al mio papà è stata fatta diagnosi di demenza, quindi sono anche una familiare. E mi sono resa conto proprio in prima persona come questo mio percorso sia stato poi il fattore che ha fatto la differenza per il mio nucleo familiare. E come si accennava prima con la dottoressa Spanoli, forse è anche questa la motivazione, no, che ho in più per cercare sul territorio di far nascere sempre di più queste opportunità. Allora, chiedo gentilmente per la luce. Ho fatto qualche slide per aiutarmi e per non dilungarmi, no? Partiamo da anche qualche dato che ci arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché sappiamo che l'Alzheimer è sempre più un'urgenza, ma non sempre ci rendiamo conto di quanto lo sia. E c'è questa ricerca che è stata fatta nel 2018 a livello appunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Alzheimer Disease International, dove si è visto come nel mondo ogni 4 secondi viene diagnosticato un nuovo caso di demenza o di Alzheimer. E queste persone vengono chiamate purtroppo nel linguaggio ancora comune dementi, ma il significato etimologico della parola demente vuol dire proprio fuori dalla propria mente. Se noi questo concetto lo pensiamo rivolto ad una persona, cosa vuol dire? Che queste persone sono forse dei gusci vuoti, che non provano più emozioni, che non c'è più la possibilità di trovare un modo per relazionarsi con loro, oppure come alle volte mi è stato detto, seguendo proprio dei familiari, che al momento della diagnosi gli è stato, come dire, anche detto che di quella persona resteranno solamente i vestiti. E voi potete ben capire come una frase del genere, nel momento in cui viene fatta la diagnosi, resti poi proprio scolpita nel cuore di un familiare. Ed ecco, che cos'è il Sentemente Project? Non ho voluto aggiungere nient'altro, ma solamente mettere questo panorama davvero molto molto suggestivo con questo faro. E io stasera sono onorata che possa essere qui la dottoressa Letizia Spanoli, perché il mio percorso di vita, anche come infermiera, ha preso questa strada che porta a questo faro nel 2014. Il Sentemente Project vuole offrire davvero molte possibilità, non solamente per il territorio, ma anche per le organizzazioni e per i professionisti del mondo sociosanitario. Noi stasera parleremo però nello specifico di quello che il Sentemente vuol far accadere in un territorio. Perché si chiama Sentemente? Perché c'è stato in particolare uno studio che ha dato, come si suol dire, il là alla dottoressa Spanoli
per creare poi questo modello che si basa esclusivamente su studi scientifici. E lo studio è Feelings Without Memory in Alzheimer Disease. È uscito nel 2014. Questo studio scientifico però ha davvero qualcosa di profondamente umano, perché ci ha detto che queste persone possono provare emozioni fino alla fine, che il canale di comunicazione diventano i 5 sensi, diventa l'intelligenza emotiva. E quindi non è vero che sono dei gusci vuoti come c'era nell'immagine all'inizio, perché la zona centrale del cervello, che si chiama amigdala, resta intatta fino alla fine. E questa zona appunto è la zona deputata alle emozioni, al sentire. Quindi siamo noi che dobbiamo trovare gli strumenti e le strategie per riuscire, diciamo, ad attraversare quel ponte che vedremo in un'immagine dopo, perché i nostri cari ci sono ancora, non sono solamente lì, come purtroppo alle volte viene detto, no? È rimasto solamente come un vegetale, come se non ci fosse proprio più nessuna possibilità. Il Sente-Mente modello si basa su 5 pilastri, ma io stasera vorrei puntare la vostra attenzione su uno in particolare, che è anche il pilastro, secondo me, che poi nel momento in cui vengono fatti i laboratori apre proprio dei panorami di possibilità ai familiari che prima non si immaginavano. E questo pilastro è: la vita non finisce con la diagnosi. Come vi ho accennato un attimo fa, i familiari tutt'oggi, quando ricevono la diagnosi di questo tipo di malattia, si sentono dispersi perché non hanno poi, al di là della terapia, molto spesso nessun punto di riferimento, e soprattutto sembra che di punto in bianco la loro vita e la vita del loro familiare finisca lì. Siccome nel Sente-Mente si vivono anche molte esperienze, io adesso, senza dirvi né da dove viene né il perché, vi consegno questo oggetto che vi chiedo poi di passarvi fra di voi fino all'ultima persona, e poi vi spiegherò il perché e da dove viene, e soprattutto chi l'ha fatto, proprio a dimostrazione che una persona che riceve una diagnosi di demenza Alzheimer non è vero che non può più fare le cose che faceva prima. Magari ci vorranno delle accortezze, oppure bisognerà trovare, diciamo, delle strategie perché possa continuare a farle. Il nostro problema è che ci focalizziamo magari proprio sulla perfezione del risultato, invece che sul processo, sul tempo che poi la persona dedica nel realizzarlo, sulla passione, su tutto quello che poi davvero una persona con diagnosi di demenza Alzheimer può ancora fare, continuando a coltivare le proprie passioni. Stasera siamo però anche qui per appunto parlare del Sente-Mente laboratorio. Allora, adesso qua voi vedete dei dati, ma non vi spaventate che non vi tedierò troppo con numeri. Il Sente-Mente laboratorio è uno dei punti centrali del progetto di una Sente-Mente comunità amica. Si vuol dare la possibilità alle famiglie di frequentare gratuitamente 12 incontri di 2 ore ciascuna a cadenza settimanale, dove in ogni incontro viene trattato un argomento specifico che possa essere d'aiuto per i familiari. Ma la parola laboratorio ci fa subito capire che non è la classica lezione frontale, ma bensì
si basa molto di più su di una parte esperienziale, perché attraverso questi incontri si vuole riuscire ad allenare le persone, a traghettarle da un senso di impotenza ad uno di autoefficacia. Qui, quando l'ho fatto nel 2018, è stata davvero un'esperienza molto bella e sono molto contenta stasera di vedere anche un gruppo dei familiari che hanno partecipato e che, diciamo, è anche grazie a loro che siamo riusciti ad andare avanti nel progetto. Come viene articolato? Allora, possono partecipare in primis le famiglie che risiedono nel territorio di Cervignano. I posti per i familiari sono 25, quindi si vuole anche lasciare però un segnale di apertura sul territorio, quindi se questi posti non vengono occupati da familiari residenti a Cervignano, si dà la disponibilità di partecipare a familiari provenienti dai comuni vicini. Nel sentemente laboratorio che ho condotto nel 2018 avevamo appena cominciato a raccogliere però anche dati qualitativi e quantitativi, perché è importante anche da un punto di vista scientifico proprio riuscire poi a creare, come potete vedere qui, anche solamente dei riscontri, no? Rispetto agli strumenti di valutazione che sono stati dati al primo incontro e poi ai 21 familiari che hanno partecipato anche all'ultimo, per vedere se attraverso appunto questi 12 incontri, per cui alla fine si tratta di 3 mesi, in cui diciamo è quasi un allenamento, no? Perché si è visto che riuscendo a farlo a cadenza settimanale i familiari sono portati ancora di più a sperimentare nella loro vita quotidiana gli strumenti che poi concretamente il felicitatore che li segue gli dà in questi incontri. Sono stati usati 2 strumenti di valutazione. Il primo è la scala di autoefficacia percepita nella gestione dei problemi complessi. Il questionario era suddiviso in 4 dimensioni. La cosa che è emersa davvero molto importante è che la media dei punteggi, diciamo dai risultati raccolti al primo incontro a quelli all'ultimo, hanno avuto un incremento del 18%. Le 4 dimensioni che sono state analizzate in questo strumento di valutazione sono state la finalizzazione dell'azione, ovvero la capacità di porsi obiettivi concreti e realizzabili. E sempre qui, dal primo all'ultimo incontro, si è avuto un incremento del 15%. E poi c'è stata esaminata la fluidità relazionale, ovvero la gestione dei conflitti, che se pensiamo a un familiare nella sua vita quotidiana, quante volte si può trovare davvero in situazioni in cui può essere sopraffatto da momenti di angoscia o di ansia. E qui abbiamo avuto un aumento del 17%. Però diciamo che la dimensione che davvero ha avuto l'incremento maggiore è quella della maturità emotiva, dove addirittura l'incremento è stato del 25%. In quest'area veniva analizzata la capacità di gestire al meglio lo stress e di avere, diciamo, un maggiore autocontrollo di fronte agli imprevisti. Questo ancora di più ci può dare un segnale importante dell'efficacia del percorso che i familiari hanno fatto e di come appunto sono riusciti in questi 3 mesi a vivere delle modificazioni importanti nella loro vita. Questo è il secondo strumento di valutazione che è stato usato, che è la Flourishing Scale. E anche qui le percentuali che vedete è appunto l'aumento che c'è stato dal primo all'ultimo incontro.
E quello che davvero ha colpito me e anche le altre felicitatrici con cui è stato condiviso e che hanno elaborato i dati è l'aumento del primo punto: conduco una vita significativa e importante. Questo vuol dire cosa? Che i familiari che hanno partecipato si sono davvero resi conto che la vita non finisce con la diagnosi, né per il proprio caro e nemmeno per loro. Sono riusciti a continuare ad onorare la loro vita e a scoprire anche in semplici gesti quotidiani come continuare a coltivare la bellezza, a coltivare la relazione con il proprio caro. E quindi diciamo è stata per me davvero una soddisfazione vedere poi questi dati, perché ovviamente fino alla fine non potevo fare un confronto, no? Ed eccoli qua, i coraggiosi del laboratorio del 2018. Questi sono alcuni scatti fatti appunto durante una è durante un'esperienza e una abbiamo fatto una foto finale. E come potete vedere ci sono alcune frasi di rimando che alla fine i familiari, diciamo, mi hanno regalato. E come potete vedere si tratta davvero di riflessioni molto concrete. I 12 incontri hanno scardinato tutte le convinzioni che avevo nei confronti della demenza e dell'Alzheimer. Esperienza dopo esperienza mi hanno portato in un mondo dove il tempo ha un significato completamente diverso. Ci ha insegnato ad apprezzare i nostri errori, facendo la pace con il corpo e la mente che troppo spesso trascuriamo, giudichiamo e maltrattiamo. In uno di questi sentemente laboratori il tema centrale è proprio il prendersi cura per il caregiver del proprio benessere, perché si può comprendere molto bene quando l'assistere il proprio caro ci può davvero assorbire 24 ore su 24 e alla fine davvero ci si annienta e non ci si rende più conto di ancora quanto la vita ci può dare. Qui c'è ancora una frase molto bella detta da una familiare che ha partecipato a un precedente laboratorio, ma che davvero ogni volta mi piace riportare insieme all'immagine di questo ponte molto bello che è il Golden Bridge, è stato fatto in Vietnam, dove ci sono queste due mani che sorreggono il ponte. Come vi dicevo all'inizio, il nostro caro si trova al di là di questo ponte. Siamo noi che dobbiamo attraversarlo. Non possiamo pensare che lui riesca a fare questo passaggio. Il sentemente vuole essere proprio questo ponte che si vede sospeso fra le mani, dove un familiare riesce di nuovo a incontrare e a vivere emozioni e attimi di felicità con il proprio caro, perché la malattia non arriva, diciamo, come un'acquazione che cancella tutto. A me molto spesso piace fare questo esempio, che poi è un vissuto mio. Al nostro caro è come se la sua vita venisse scritta su di un libro, con tutti i particolari, soprattutto degli anni passati. E anzi, potrei anche suggerirvi così di provare a pensare, no? la vostra vita scritta su di un libro. Poi improvvisamente, senza un motivo preciso, queste pagine ad una vengono strappate e queste pagine cominciano a essere mescolate. Quindi un giorno il mio papà può pensare di avere 20 anni e di dover partire per la leva militare e magari dopo mezz'ora invece di essere alla vigilia del matrimonio con la mamma e quindi tutto preso nei preparativi. E, sono io che devo accogliere
questo suo scorrere di pagine e imparare a continuare a scrivere pagine nuove con lui. Ed eccoci qua. Beh, una la conoscete dei due, che è seduta in prima fila. L'altro chi sarà? Questo signore che vedete lì si chiama Harry Urban. È un signore che vive in America e che da 14 anni vive con una diagnosi di Alzheimer. Lui ha avuto la fortuna di avere una moglie davvero molto sensibile e molto lungimirante, che gli ha permesso di continuare a coltivare una sua passione particolare, ovvero, diciamo, l'artigianato, la creazione con il legno. Quello che vi ho fatto passare, ho l'onore che me l'ha mandato lui e me l'ha portato Letizia quando è andata a conoscerlo in America, perché noi vedevamo questo signore che scriveva su Facebook davvero dei post bellissimi e molto coerenti con il vissuto di una persona con demenza e Alzheimer, e ci chiedevamo: sarà vero? Sarà falso? No? E così la dottoressa Spanoli ha fatto armi e bagagli e è partita per conoscerlo. Allora gli ho detto: guarda che però, perché davvero quello che lui scriveva mi ha aiutato tantissimo con il mio papà, è diventato parte del comitato scientifico del Sentemente ed è un punto di riferimento nel Sentemente. Allora, prima di tutto il fatto che lui per fare questo oggetto ha dovuto usare sgorbie, colle, tornio, che farebbero venire i peli dritti a qualche professionista del mondo sociosanitario, ma come una persona con questo tipo di diagnosi gli lasci maneggiare quelle cose. Come lui ha scritto, amo trascorrere il mio tempo nella mia officina con mia moglie che gentilmente mi supervisiona, perché ovviamente ci vuole il buon senso, nel senso che se magari non trova qualcosa oppure se vede che in certi passaggi è in difficoltà, ma se no per il resto lui è lì e si dà queste splendide creazioni. L'altra cosa che però non so se avete visto è il dentro. Qua qualcuno subito direbbe: ah, ma non gli è venuto bene. Ah, ma ha sbagliato. Non è un portaoggetti, è da buttare perché dentro non c'è la cavità per contenere nulla, no? Questo è il nostro limite, che si ferma a vedere, a ricercare quella perfezione che tanto oggi, no? Viene proprio come dire, a tutti i livelli ricercata. Invece la bellezza di tutto il progetto che lui ci ha fatto dietro, di tutto il tempo che ci ha messo a guardare dei video tutorial, perché lui in un post ha proprio scritto poi come ha fatto tutto questo. E quindi qui ci troviamo di fronte a un bivio. Attraversare quel ponte per scoprire tutta questa bellezza o fermarci a guardare una cavità che manca? Così adesso sapete da dove viene. E questa frase l'ha scritta lui, tra l'altro, e che voglio leggervi perché davvero, come dire, basta questa per farci capire l'importanza del cambiamento che noi dobbiamo vivere in prima persona. Perché anche lui molto spesso viene contestata la sua diagnosi, gli viene detto: ma non è possibile che tu scrivi queste cose, riesci a fare queste cose. E allora lui, se non erro, gira ogni tanto, no, con proprio la sua diagnosi e la mostra proprio perché non si è inventato nulla. A nessun malato di demenza viene riconosciuto il merito di vivere bene ed a lungo, ed io sono uno di loro. Accade perché le persone hanno un'idea diversa di quello che significa vivere con la demenza. E mi viene da aggiungere, è per questo che nel Sentemente, oltre all'attenzione sui territori,
sempre di più c'è stata la richiesta di portare il Sentemente in organizzazioni, in case di riposo, in centri diurni, ed è partita la Sentemente Organizzazione, che è un percorso di 3 anni che attualmente in Italia stanno facendo 10 strutture, ma non solo, proprio a livello formativo per i professionisti del mondo sociosanitario, perché anch'io, che nasco come infermiera, i miei primi posti di lavoro sono stati le case di riposo, dove purtroppo nei momenti in cui c'erano quelli che ancora nel mondo sociosanitario vengono definiti disturbi del comportamento, si ricorreva alla terapia farmacologica. Quindi la bellezza è che adesso a breve partirà un percorso con un certificato, con una certificazione europea per OS, e diciamo che nel mio piccolo qui all'Opi di Udine ho avuto un incontro formativo proprio per gli infermieri, perché gli strumenti ci sono e un po' alla volta l'obiettivo del Sentemente è proprio di riuscire a portare questa innovazione nella relazione e nella cura. Ora però c'è una persona a cui voglio cedere il microfono, che è una familiare che ha partecipato al laboratorio, alla quale ho chiesto: te la sentiresti di dare un tuo piccolo contributo? Perché c'è da dire che in altre nazioni chi convive con questo tipo di diagnosi e anche i familiari molto spesso addirittura aprono i convegni, e speriamo sempre più anche in Italia di dare voce a chi vive in primis questa realtà. Per cui io direi un applauso di incoraggiamento e chiamo Franca. A te, cara. Buonasera, io sono emozionata perché ho un familiare a carico, emozionata perché ho partecipato al Sentemente 2018 e avendo un familiare, ricercavo un qualche cosa che mi desse un attimo di sostegno, che mi aiutasse a superare certe difficoltà. Ho conosciuto la Letizia, ho conosciuto la Elisa e sono entrata a far parte di questo progetto. E cosa mi ha lasciato? Innanzitutto posso dire che mi ha lasciato tantissime emozioni. E posso dire che queste emozioni sono talmente forti perché ho conosciuto delle persone meravigliose e questo mi fanno spuntare lacrime di gioia. Però d'altra parte ci sono delle lacrime tristi perché oltre al mio caso ci sono tantissimi altri casi e posso dire che questo mi ha aiutata ad aprirmi, perché io sono arrivata in questo progetto che ero chiusa in me stessa. Io sono un'infermiera in pensione e mi sono sentita inadeguata e non riuscivo a capire la problematica, non riuscivo a parlare di questa problematica, perché la demenza in se stessa mi sembrava anche a me una cosa talmente strana, una cosa, cioè, persa, una persona persa. Non è vero. E questo percorso mi ha fatto aprire nel senso che riesco e sono riuscita a parlare, a fare rete di questa problematica, a parlare proprio con le persone, cioè quando mi chiedevano come va, com'è, parlo proprio della problematica e non mi vergogno, mentre prima mi vergognavo, come diceva bene Letizia, Elisa prima. E, oltre a questo, cosa posso dire? Che mi ha aiutata in certi particolari.
a cercare di capire certe problematiche e a cercare di agire di conseguenza, ad essere un attimino più, perché io sono abbastanza, cioè sono emotiva e sono irruenta, e quando mi scappa delle frasi, mi scappano. Non dico che adesso non mi scappino, per l'amor di Dio, non voglio dire che si è risolto tutto il problema, però in modo diverso. E, se prima cioè, andavo via con mio marito o così, però lo sentivo un qualche cosa di distante. Vi dico un fatto, posso dirlo? Ecco, esempio, sabato mattina non si alzava. Franco, se tu vedi, fosse tu morto, vado in camera. Ah no, ciao, buongiorno. Vino di là a fa un giro. È rimasto un attimino così e abbiamo fatto colazione, dopo siamo saliti in macchina e l'ho detto: guarda, andiamo a Bibbione. Tu sei matta adesso. Siamo andati a Bibbione, non abbiamo fatto niente di tale. Uscito dalla macchina, ha guardato il mare, Dio guarda il mare là, è una cosa là. Ha visto un po' di gente, siamo tornati indietro, siamo fermati a pranzo, è andato a dormire. E strada facendo le dicevo: guarda, stasera andiamo a vedere la partita di pallavolo della nostra nipotina e una cosa e l'altra. Lui è andato a dormire tranquillo, quando si è svegliato mi fa: quando andiamo a vedere la partita? Ieri mattina si è alzato tardi anche ieri. Io avevo una rabbia tale dentro, cioè volevo andare su a Gemona, perché io sono nata a Gemona e non riuscivo ad andarci perché si era alzato tardi. A un certo punto ho detto: ma dai Franco, andiamo. E erano le 11:15 che siamo partiti da casa. Ho una casetta su, sono arrivata lì, guarda, siamo arrivata, lui ha guardato, lui ha preso la scopa, ha pulito un attimo il porticato, io ho aperto le finestre, chiuso la porta, andati a pranzo, andati a fare un giro al lago e io ho goduto, cioè, questi momenti, e l'ho visto anche felice. E quando vedevo che si stancava ho cercato di andare via, di spostarmi. Dopo l'ho detto anche: ma ci fermiamo a mangiare un gelato? Lui: quando mai mangiare il gelato? Ma ha detto sì. E ci siamo fermati in un bar a Fagagna a mangiare il gelato. Cioè, e godere, cioè quello che mi ha fatto capire è di godere di questi momenti. Altro non so, cioè io posso solo che ringraziare. Grazie a te Franca, davvero, grazie. Allora, adesso a Cervignano, che è diventata sentemente comunità amica delle persone con demenza, nel mese di novembre, dal 14 novembre, partirà il nuovo Sentemente Laboratorio, al quale appunto potranno partecipare familiari residenti sul territorio, ma non solo. I posti, diciamo, liberi, questa opportunità la si vuole offrire ai familiari dei comuni limitrofi. La locandina con le date esatte sarà disponibile all'inizio della prossima settimana in biblioteca, in comune e presso la casa di riposo, dove anche troverete i miei riferimenti per qualsiasi informazione o dubbio, appunto contattatemi senza problemi. Cos'altro dirvi? L'altra novità del diventare una sentemente comunità amica è che già, diciamo, da fine ottobre partiranno sul territorio quelli che abbiamo voluto chiamare 59 minuti per spettinare le demenze. Meno di un'ora, durante la quale io incontrerò vari rappresentanti delle realtà sociali,
quindi partendo proprio dagli esercenti fino ai dipendenti del comune, della posta, piuttosto che i membri della Croce Rossa, delle diverse organizzazioni. Cosa farò in questi 59 minuti? Cercherò di dare una formazione molto concreta per il loro contesto. Facciamo un esempio. Se dovesse venire in supermercato una signora che vedo ogni giorno comprare 3 confezioni di uova, potrebbe sorgermi un dubbio. Come proprio riuscire a percepire questi comportamenti che fanno un pochino alzare le antenne, ma non perché queste persone debbano essere controllate a vista, ma per potergli dare la possibilità di continuare a fare tutto quello che facevano prima con una rete in grado di comprendere i loro comportamenti, di usare il linguaggio giusto con loro ed eventualmente, diciamo, avere le informazioni su chi andare a contattare. Questo è successo, questo fatto, no, del comprare così tante uova è successo realmente in un altro territorio, finché appunto questa cassiera del supermercato è riuscita a contattare, diciamo, il familiare e a scoprire che questa signora, appunto lei, si dimenticava che aveva già comprato le uova e quindi a casa si ritrovava poi con un frigo pieno di uova. Quindi è bastato che poi la commessa con gentilezza le dicesse: ah signora Maria, le ha già prese ieri le uova? Allora la signora si fermava e le diceva: ah sì, ha proprio ragione. E così si è evitato, no, questo, questo accumulo nel frigo, che poi davvero quando arrivavano i familiari non riuscivano a capire che cosa succedesse. Anche qui io un po' alla volta adesso sto mandando delle mail o sentendo i diversi rappresentanti delle associazioni per trovare delle date a cui far confluire, no, le persone, e sarà un piacere per me davvero riuscire ad incontrare sempre di più la popolazione di Cervignano, mi viene da dire, e del circondario, perché ovviamente poi questi incontri vogliono essere aperti, nel senso che se magari anche delle persone che stasera non sono riuscite a venire qui avranno piacere di partecipare ad uno di questi, saranno ovviamente le benvenute. E l'ultimissima cosa, quando poi uscirete, troverete un foglio dove c'è scritto indirizzi mail. Se qualcuno ha piacere di lasciarmi il suo indirizzo mail per essere informati sugli eventi che ci saranno sempre sul territorio, può semplicemente scriverla lì, di modo che manteniamo il contatto. E poi stasera sono anche molto contenta che c'è la felicitatrice Cristina Perusin, che anche lei ha fatto sempre dei sentimenti e laboratori nei comuni vicini a Bagnariarsa e a Palmanova, e quindi speriamo sempre di più insieme di riuscire a creare una macro comunità amica delle persone che vivono con demenza. Io adesso intanto vi dico che per me è stata un'emozione parlare avendo la dottoressa Spanoli in prima fila. Le cedo il microfono e le chiedo di raccontarci che cosa il Sentemente sta facendo accadere in Italia e se può darci qualche news anche rispetto anche rispetto a cosa andrà a fare nel suo prossimo viaggio in America. Grande Elisa. Beh, l'avete capito, se c'è una cosa che Sentemente cerca di fare è scrivere un'altra storia attorno alla demenza.
perché la storia della drammaturgia ormai l'avevamo già scritta in questi anni. Quindi dalla demenza porta via tutto, sono dementi e quindi tanto non capiscono nulla, dovevamo scrivere pagine diverse. Come Elisa ha detto prima, non è romanticismo quello che andiamo dicendo, ma gli studi scientifici di questi ultimi anni sono tutti in linea con questa idea, secondo me straordinaria, ovvero che lì dentro c'è ancora quella persona che noi abbiamo amato e quindi amiamo. Lo dico spesso, poi stasera mi pare di essere in ottima compagnia, quando io sono 31 anni che mi occupo di persone che vivono con demenza, e 16-20 anni fa continuavo a chiedermi ma chissà come mai me ne sto occupando così tanto, e poi 16 anni fa la diagnosi al mio papà fino alla morte ad aprile. Quando la demenza è arrivata io mi sono resa conto di una cosa, mi sono detta sono una persona molto fortunata, perché il mio papà si è ammalato di una malattia che conosco bene e che non mi fa paura. E lì mi sono resa conto quanto fosse urgente, più che mai, raccontare alle persone quest'altro volto della demenza. Perché la demenza è evidente che, come tutte le malattie, porta incertezza, porta paura, porta anche quel senso di inadeguatezza del dire ce la farò. Però è vero anche che la demenza porta quella straordinaria capacità di vivere ancora. Io credo che nel racconto che abbiamo appena sentito, straordinario, ci sia quell'amore che si rigenera, se diamo la possibilità che sia così. Perché la verità è che la dignità in sé non esiste, la dignità o tu la dai o tu la togli. E quando noi crediamo che queste persone siano gusci vuoti, siamo noi che togliamo la dignità. Io non penso che dal 2018 a oggi suo marito sia straordinariamente cambiato. Lui è lì ed è sempre lo stesso. Ma gli occhi innamorati di una moglie che è ancora in grado di fare spazio alla vita sono la più grande possibilità che noi diamo. Allora, io credo nella forza di una comunità amica, perché non è solo la forza di un metodo, che per l'amor di Dio ormai sono già 47 le sentimenti comunità amiche in Italia, continuano a essere sempre di più, ma non è questo che mi fa felice. Quello che mi fa felice è sentire la storia come quelle che ho sentito stasera e pensare che grazie alla generosità di una comunità, grazie all'impegno sociale di una comunità, ci siano ancora delle storie di vita che possiamo scrivere insieme. Allora, essere una sentemente comunità amica vuol dire dirci che noi non abbiamo paura della demenza, dirci che sapremo guardarla negli occhi, ma sapremo anche far spazio a tutto ciò che quella persona ancora è, ancora può essere. Perché, come dice Harry, sono ammalato di demenza, ma la demenza non mi avrà. E poi mi guarda quando ci incontriamo, mi sorride e mi dice, beh, forse non è del tutto così, prima o poi mi avrà. Ma la verità è che in quella idea che la vita non finisce con la diagnosi,
c'è la capacità nostra di non consentire alla demenza che essa diventi lo spartiacque di un prima e un dopo. Questo è sentimento. E togliere alla demenza quella violenza di dire la mamma era. Sì, la mamma era, ma è ora ancora. La tua storia con questa persona che tu ami non finisce il giorno della diagnosi, perché è piena di istanti nei quali penso si possa ancora guardare il mare e, come gli esseri umani più evoluti ancora sanno fare, dire wow, che bello. L'intelligenza di saper guardare e stare accanto alla bellezza e godere della bellezza, beh, signori miei, fa di questa gente tutt'altro che dei gusci vuoti. Solo che ha bisogno di noi. Ha bisogno che la smettiamo con la nostra ragione, con il nostro voler spiegare sempre tutto, con il volere a tutti i costi che loro ci riconoscano. Ma come non ti basta che ti ami? Perché vuoi essere riconosciuto? Perché secondo te devi essere riconosciuto? Quando andavo a trovare mio papà mi rendevo conto che a modo suo mi riconosceva sempre. Non gli ho mai chiesto chi sono, aspettavo, mi mettevo vicina, spesso appoggiavo la mia testa sulla sua spalla e dopo un po' arrivava un sorriso e dopo un po' arrivava una mano che mi accarezzava i capelli. Ed era ancora papà e io ero ancora figlia, perché vi giuro che se trovo quel pirla che per la prima volta ha detto che tu diventerai madre di tua madre, beh, io penso che la mia non violenza finisce quel giorno. Gli arriva un cazzotto dritto in un occhio. Tu non diventerai mai madre di tua madre, madre di tuo padre, tu resterai la persona che sei, moglie, figlio, perché è questo che ci chiedono, rimani chi sei. Non diventare la mia badante, ma regalami ancora quegli istanti di magia che solo chi ama e quindi solo noi possiamo regalare. Diventare una sentimento comunità amica allora vuol dire avere il coraggio di togliere lo stigma da questa demenza. Lo stigma è ciò che tu pensi di qualcosa. E se io vi chiedessi o vi avessi chiesto prima di entrare in questa sala stasera cosa pensi tu della demenza, avremmo detto le peggiori nefandezze, perché l'avremmo saputa colorare solo di tinte nere e di tinte grigio-nere. La verità è che togliere lo stigma vuol dire guardare alla demenza nella sua possibilità anche. Quando Harry mi raccontava che cos'è lo stigma, Harry mi ha detto: sono andato dal barbiere un giorno e il barbiere, ho parlato con il barbiere, gli ho detto come volevo i capelli e poi a un certo punto, mentre parlavo, gli ho detto che io ero malato di demenza. Quando il barbiere ha finito di tagliarmi i capelli, non ha chiesto a me se ero contento, ma ha chiamato mio fratello e ha chiesto a mio fratello: va bene i capelli tagliati così? Ed Harry mi ha detto: io mi sono sentito incazzato nero. Avrei voluto urlare a questo signore: ma guarda che io sono lo stesso che ti ho chiesto prima come volevo i capelli. Chiedi a me. E allora comprendete che togliere lo stigma dalle vie di Cervignano e togliere le etichette, non guardare alle famiglie quando passano e dire: oh poveretta, ma non sai che quella lì a casa c'ha il marito, guarda quella lì poveretta, ma non sai che c'ha la figlia. Togliere lo stigma da questa comunità vuol dire permettere a tutti i cittadini di Cervignano di uscire a mangiare un gelato, a mangiare una pizza, andare al supermercato, con la fierezza di appartenere ad una comunità che ha il coraggio di guardare alla demenza, che ha il coraggio di scrivere storie diverse. Per fare questo abbiamo veramente bisogno di tutti voi, perché
se il pezzo forte del diventare essenzialmente comunità amica ovviamente sono i laboratori, perché è grazie al fatto che si partecipa a questi momenti straordinari di rigenerazione, di cambiamento, di possibilità di guardare veramente con occhi diversi. Ma la forza di questo progetto è nei 59 minuti. Quindi veramente vi chiedo stasera, quando tornerete a casa, fate l'inventario di tutti quelli che conoscete e fate in modo che ospitino Elisa per spettinare le demenze. Abbiamo bisogno di raggiungere tutti, ovunque ci siano tante persone che condividono interessi, dal baseball al teatro, alla scuola, ai ragazzi adolescenti, ovunque ci siano persone che condividono gli interessi, lì dobbiamo andare. E questo glielo affidiamo, Assessore, come dire, sia lei il nostro Caronte che ci accompagnerà ovunque, ecco, perché la vera sfida poi è questa. Ebbene sì, venerdì il mio aereo mi riporterà negli Stati Uniti, perché Harry Urban ha creato in Pennsylvania 3 giorni fitti di conferenze, incontri, memory caffè. Lui adora così tanto Sentimente che ogni anno ci chiede di andare negli Stati Uniti per poterlo raccontare, per poterne parlare. E poi c'è una follia che l'anno scorso ci ha così fatto un po' entusiasmare. Ci siamo detti, siccome Sentimente è una corsa, ed è una corsa a ostacoli, ma è veramente una maratona, ci siamo detti: ma perché con un gruppo di felicitatori non andiamo a correre la maratona di New York? E così 25 persone, felicitatori, direttori di case di riposo, persone che hanno condiviso con noi e condividono la fatica, no? e tutta la gioia di vivere quello che stiamo vivendo in Italia, partiremo per vivere poi questa straordinaria anche esperienza. Nelle nostre maglie, oltre alla bandiera italiana sul braccio, una frase che ci tiene compagnia, e ovviamente in grande in inglese sarà scritto: la vita non finisce con la diagnosi. Dottoressa Modesti, le ripasso il microfono. Grazie mille Letizia per questa tua condivisione. Io adesso cosa dirvi? C'è tanto da fare, ma come diceva qualcuno, il mare è fatto di gocce. Se ognuno sarà pronto a mettere questa sua piccola goccia, davvero un pochino alla volta si riuscirà ad arrivare a portare questo cambiamento e a raggiungere davvero tutte le famiglie che stanno vivendo questa situazione di avere un proprio caro con demenza e Alzheimer. A me è successo in un altro territorio dove ho fatto sempre un Sentimente laboratorio, dove sono venuti dei familiari che appunto non erano però conosciuti dal servizio sociale, quindi poi è stato il servizio sociale stesso a chiedermi i contatti, no? Perché queste famiglie si vergognavano. Letizia ce l'ha ripetuto e davvero io ci tengo a ribadirlo che bisogna battere questo stigma, perché non resta un guscio vuoto, non resta un vegetale, non è uno zombie come qualche familiare si è sentito dire, ma è una persona che sente. E quindi io penso a tutto il bello che da stasera partirà qui da Cervignano, e vi chiedo, a voi che siete qui, di diventare ambasciatori di possibilità
e quindi se conoscete persone che potrebbero essere interessate a partecipare, assolutamente di rivolgersi o al comune di Cervignano oppure direttamente a me nei contatti che qui potete vedere, e sarà un piacere cercare appunto di portare queste scintille di possibilità ovunque. Ora però volevo chiedervi, visto che ci sono qui io, c'è la dottoressa Espanoli, se qualcuno ha una domanda, perché sennò è sempre così un attimino distante, no? L'approccio, è il benvenuto, quindi basta che se qualcuno ha piacere, oppure di fare, ecco. Buonasera, io avevo bisogno di una informazione, non so se è una psichiatra, la dottoressa, non ho il piacere di conoscerla, ma è un assistente sociale. Chiedevo questo, negli episodi che voi avete citato, oppure nell'esporre la situazione della signora familiare che ha contribuito a chiarire un po' la sua situazione, e da una frase che mi sono scritto qui, praticamente diceva il signor Spanoli, quando una persona affetta da demenza dice non vi basta che vedi amore, cosa pretendete di avere riconoscimento? La mia domanda prima è questa, qui parliamo di demenza ovviamente, ma in casi di comorbidità, dove oltre alla demenza ci sono abbinate altre patologie, schizofrenie, e in effetti non c'è l'amore che viene dato, ma bensì avversità, per usare un vocabolo soft, e non collaboratività di sicuro, e la mancanza di dignità non è del paziente ammalato, del familiare, ma bensì del familiare che convive. Questo progetto ha una sua valenza nella fattispecie, comunque utile sicurissimo, sarà sicuramente utile nel modo migliore per ampliare se non altre conoscenze. È di aiuto oppure sconfina un attimino rispetto al progetto? E poi chiedevo se le 24 ore sono coinvolti in questo progetto, i CSM. Grazie. Ma il progetto nasce in modo specifico per le persone che vivono con demenza o Alzheimer. Abbiamo fatto esperienze in situazioni legate a dipendenze, abbiamo fatto esperienze con persone che vivono malattie oncologiche, ma non abbiamo in questo momento mai fatto esperienze con persone che vivono con patologie psichiatriche. Quindi non sono sicura che potrebbe dare comunque una chiave di lettura diversa alla famiglia per, come dire, sviluppare sicuramente quella resilienza necessaria a vivere e anche ad accogliere anche all'interno della propria famiglia situazioni così complesse come possano essere anche la malattia psichiatrica, però nulla di più, cioè non posso aggiungere altro. A lei. Allora, se c'è qualcun altro che aveva piacere, altrimenti vi spiego come mai sulla vostra sedia avete trovato questo bigliettino. Abbiamo parlato di abbattere lo stigma, quindi vi chiedo se tutti insieme possiamo fare una foto, magari mettendoci tutti da un lato, tenendo bene in evidenza questo foglietto, anche perché come venerdì
ho già fatto un pochino il giro e mi fa piacere di vedere qualcuno dove sono passata nel bar che era presa a fare i caffè, povera, è riuscita ad ascoltarmi nonostante il sovraffollamento del venerdì mattina. Anche proprio nei negozi, nei bar, nei supermercati, dove sono già passata, poi amplierò il giro, ho chiesto, dopo aver fatto i 59 minuti o anche prima, di attaccare all'ingresso questo bigliettino, di modo che i familiari si sentano accolti, sappiano ok, va bene, allora io penso al mio papà, se stamattina vuole andare lui a bersi il caffè piuttosto che a comprarsi il Messaggero Veneto, sono tranquillo perché la rete c'è. Ora ovviamente per il discorso della privacy, se qualcuno non vuole entrare nella foto, insomma non c'è nessun obbligo, altrimenti vi chiedo magari se ci accorpiamo, no? Tutti da un lato, e se per piacere poi... tenendolo bene in evidenza, che si veda, ovviamente che si vedano anche i vostri volti, oppure chi è parecchio indietro, se vuole venire un pochino avanti, c'è un posto anche qua se volete. Io abbasso adesso il microfono. Sorridete pure. Ecco. Un bel sorriso, perché per abbattere lo stigma ci vuole un bel sorriso. Bene. Io vi ringrazio, spero davvero di essere stata in grado di illustrarvi al meglio che cosa significa per Cervignano diventare un'assentemente comunità amica. Per qualsiasi informazione, questi sono i miei riferimenti e dall'inizio della prossima settimana appunto ci sarà il volantino con anche le date in comune, in casa di riposo e in biblioteca, e davvero, davvero vi chiedo con tutto il cuore di farvi ambasciatori di questa straordinaria possibilità verso le famiglie. Vi ringrazio per essere stati qua e vi auguro un buon rientro a casa.